buongiorno a tutti, a chi ci segue. Grazie Stefano, grazie a Fondazione Comunica. Come è stato ricordato, questo è uno dei primi appuntamenti di avvicinamento alla settima edizione di Digital Tourism e quindi come Regione Veneto, uno dei soggetti promotori insieme a Fondazione Comunica, vogliamo dare la possibilità diciamo, a chi ci segue anche da casa di avere una panoramica di quella che è la strategia che sottende alle politiche di coesione che la Regione Veneto si appresta a mettere in atto per il settennato 2021-2027. Settennato che è già iniziato, ma come sapete la pandemia ha rallentato in qualche modo l'avvio della programmazione. E credo sia utile partire dagli scenari che abbiamo alle spalle. Da un lato, dire, un turismo che sembrava sempre dover crescere fino al Covid, salvo alcune battute d'arresto dovuti ad aspetti geopolitici o a pandemie o a crisi congiunturali, e poi invece il dato del Covid che ha fatto vivere a destinazioni, imprese, territori una battuta d'arresto importante, importantissima, come mai prima d'ora nella storia, con il 70% della ricaduta sui flussi turistici mondiali, a livello europeo il 60%. Il 2022, come sappiamo tutti, ha visto la ripartenza. Vediamo qui la curva di confronto con il 2019, che era stato l'anno record a livello mondiale, ma anche per l'Italia e per il Veneto, una curva che ripercorre quella del biennio precedente, e che però diciamo, si attesta su valori inferiori anche in Veneto, un meno 10% rispetto al 2019, un meno 7,5% per i pernottamenti, ma sicuramente un recupero rispetto ai 2 anni 2020 e 2021. Ma la questione vera, da un lato, è che essere passati dall'overtourism al detourism e oggi di nuovo in alcune situazioni, Venezia da cui vi sto parlando, a un fenomeno di affollamento turistico, diciamo, ci pone la questione centrale del fatto che la sostenibilità nel turismo ormai è una precondizione per competere, anche perché guardare all'indietro non è più possibile. Già prima del Covid c'erano elementi di criticità che stavano emergendo e che stavano facendo intravedere la necessità di un cambio di paradigma che oggi si impone assolutamente. Pensiamo ai cambiamenti climatici, le cronache purtroppo di queste ore ci riconducono all'emergenza totale su questo fronte, ma anche diciamo, la situazione della sostenibilità da un punto di vista sociale è sotto gli occhi di tutti noi. Basta pensare, come dire, alle proteste degli studenti nelle città dove non si trovano più appartamenti in affitto per lavoratori o per chi è fuori sede, ma solo ad uso turistico. E il tema della sostenibilità da un punto di vista economico, perché come sa bene anche Stefano Ceci e tutti i nostri interlocutori di oggi, il nostro paese, in assenza di una vera capacità organizzativa in ambito turistico, risente più di altri della dipendenza dalle online travel agencies e quindi la necessità di ripensarsi anche da questo punto di vista. Del resto, che l'Italia abbia un problema di competitività in ambito turistico, pur essendo il primo paese per risorse culturali al mondo e quello che diciamo tutti scelgono come potenziale meta, ce lo dice appunto il World Economic Forum con la classifica del Travel and Tourism Competitiveness Index, dove ad esempio invece per servizi turistici siamo al 6° posto, siamo al 12° posto per l'apertura internazionale. Certo, il Veneto è da questo punto di vista in una posizione migliore, però il resto d'Italia non lo è. 15° posto per le risorse naturali o al 100° posto siamo come sistema paese per la competitività sul versante dei prezzi e appunto la pressione del turismo, della domanda turistica sul sistema paese ci porta al 91° posto in tema di overtourism, per semplificare, ma anche per quanto concerne il favorire un ambiente imprenditoriale ideale allo sviluppo diciamo sostenibile del turismo, siamo al 59° posto. Ecco che se sommiamo questi dati, gli scenari, come dire, evolutivi, quello del cambiamento sociodemografico, quello del progresso tecnologico, quello appunto di una
fabbisogno di sviluppo sostenibile anche in questo ambito, si capisce bene che anche in Italia e anche nella regione dei record, il Veneto, c'è necessità di favorire un'innovazione di processo e un'innovazione di prodotto. E da questo punto di vista, e vado al cuore dell'argomento di oggi, le politiche di coesione sicuramente sono un tema centrale. Ormai le vere politiche, diciamo, di programmazione si fanno attraverso gli strumenti dei fondi europei. Il Veneto, per quanto concerne il turismo, già nella scorsa programmazione aveva utilizzato bene i suoi 40 milioni di euro, che sostanzialmente sono molto meno di quelli di cui dispongono altri comparti, tant'è che il turismo era andato nella scorsa programmazione anche in overbooking, cioè, come cita sempre l'amico Italo Candoni, il cavallo beve. Ecco che allora, sulla scorta dell'esperienza della precedente programmazione, ma con la visione di oggi e con la visione prospettica, abbiamo pensato da un lato di confermare alcune misure e dall'altro di introdurne altre di innovative. Le misure confermate sono in qualche modo quelle a favore delle imprese, quelle per la rigenerazione delle strutture ricettive, quelle per i club di prodotto, quelle per le aggregazioni di imprese per la promozione sui mercati internazionali. Ma anche in questo caso gli elementi innovativi e fortemente caratterizzanti le misure di sostegno alle imprese sono quelle diciamo, che hanno come asset principale la transizione green, l'efficientamento energetico, tema di grandissima attualità in questi ultimi mesi, il tema, come dire, della piena accessibilità delle imprese e delle destinazioni, accessibilità, inclusività, vorrei usare questo termine, e il tema della transizione digitale. Proprio la scorsa programmazione ci ha confermato come sul versante dell'innovazione digitale il sistema turistico, anche quello veneto, sia in forte ritardo. Cioè il digital divide da colmare è ancora molto, molto ampio. C'è però una novità altrettanto importante, perché queste politiche di coesione per la prima volta non sono solo a sostegno delle imprese, ma, come dirò tra pochi minuti, anche a sostegno delle destinazioni. Ma vediamo alle prime misure che sono state già pubblicate, che sono già aperte in queste settimane. La prima è proprio un'edizione della misura a sostegno della rigenerazione e innovazione delle imprese ricettive, proprio per favorire la transizione digitale, la transizione green, l'efficientamento energetico e la piena accessibilità. Si tratta di una prima edizione del bando che dispone di una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro, 40% riservato alle aree montane, 60% al resto del territorio veneto. Le potenziali imprese beneficiarie sono in questa fase, in questa prima edizione, le strutture ricettive alberghiere all'aperto e complementari o in ambienti naturali, cioè tutte le strutture ricettive classificate che al momento della domanda siano attive e operino in un ambito territoriale ricompreso all'interno di un'organizzazione di gestione della destinazione. In questo caso nel Veneto parliamo del 90% ormai del territorio regionale. Quali sono gli interventi possibili con questa prima edizione del bando? Non ve li vado ad elencare tutti evidentemente, li vedete qui proiettati, come dire, sullo schermo, ma sono interventi per la riduzione dell'impatto ambientale dei consumi di risorse, quindi risparmio energetico e risparmio idrico, l'utilizzo di fonti energetiche alternative, ammodernamento di strutture tecnologiche per la piena sostenibilità ambientale, pensiamo appunto a sostituzione di generatori di calore, installazione di cogeneratori e quant'altro, ma anche ad esempio il trattamento dei rifiuti e altre attività nell'ottica della sostenibilità. Per quanto concerne l'innovazione digitale, si va dagli strumenti tecnologici più semplici in termini di hardware e software, quindi anche adeguamenti dei processi aziendali, anche strumentazione per le imprese ricettive di benchmark, strumenti software di performance per misurare il ricavo medio, per misurare il tasso di occupazione, ma anche, diciamo, situazioni più sofisticate in ottica di cyber security, di intelligenza artificiale,
di machine learning, quindi anche un'innovazione più avanzata. Il tema della piena accessibilità è diventato un elemento da cui non si può prescindere e sarà sempre più un impegno a cui tutte le imprese sono chiamate, come dire, con cui devono confrontarsi, e pensiamo anche all'appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma che sono anche Paralimpiadi, quindi la piena accessibilità rivolta alle persone con disabilità o anche temporanea è un tema assolutamente che vogliamo accompagnare con il sostegno, e quindi l'adeguamento sostanzialmente di bagni, servizi igienici, segnaletica orientata alla lingua dei segni o con, diciamo, situazioni rivolte ad ipovedenti, a non udenti, ad altre forme di disabilità, in ottica anche di concetto di universal design, quindi una progettazione inclusiva delle strutture ricettive, un rifacimento inclusiva di alcuni spazi. Ecco, questa prima edizione è una prima edizione light, vorrei dire, perché ha diciamo, uno sviluppo temporale di 12 mesi dal momento di ammissione alla domanda, quindi i lavori dovranno essere conclusi entro la metà, entro il 19 dicembre 2024. Per questo motivo diciamo, i valori di spesa ammissibili sono relativamente bassi, perché parliamo di una spesa minima ammissibile di 50.000 euro, di una massima di 170.000 euro, però con un contributo a fondo perduto in regime, diciamo, de minimis, quindi appunto a fondo perduto del 70%. Per chi invece volesse optare al regime di esenzione, cioè quel regime che si rivolge a quelle imprese che hanno già assorbito aiuti di Stato per i limiti previsti dalla normativa europea, si può concorrere con spese massime fino a 600.000 euro, ovviamente però con contributi diciamo in conto capitale del 10 o del 20%, a seconda se si sia diciamo, una micro o una media impresa. La scadenza di questa prima edizione del bando è l'11 luglio, non aspettate l'ultimo momento, chiaramente. È un bando relativamente semplice proprio perché gli importi e le dotazioni sono abbastanza contenuti. Per questa stessa misura però ci sarà una nuova edizione del bando in autunno con dotazione finanziaria più ampia e con anche la possibilità di accesso a quelle imprese che non sono ancora strutture ricettive classificate, ma che in esito del sostegno potranno diventarlo. Ecco, dicevo, sono aperti anche in questo momento 2 bandi di consolidamento degli attuali club di prodotto, delle attuali aggregazioni già riconosciute e già finanziate con la precedente programmazione, ma in autunno usciranno bandi invece rivolti a nuovi club di prodotto, cioè a reti di impresa che si rivolgono a specifiche famiglie motivazionali della domanda. Penso al family, penso al bike, al wedding, al turismo musicale, al turismo letterario, al turismo accessibile, eccetera. Così come diciamo, il bando aperto adesso sull'aggregazione per la promozione sui mercati internazionali è un bando di consolidamento. In autunno ci rivolgiamo a nuove aggregazioni, anche qui per favorire la riattivazione della domanda turistica sui mercati nazionali e internazionali verso le destinazioni turistiche venete. Vado verso la conclusione per sottolineare come sia assolutamente importante che le destinazioni del Veneto siano sempre più organizzate e gestite in ottica come dire, di coordinamento tra i diversi attori territoriali e di coinvolgimento anche delle comunità ospitanti. Anche perché l'altra misura che citavo prima, quella che si rivolge alle destinazioni, ha proprio come presupposto per poter partecipare che vi siano delle organizzazioni di destinazione sul territorio veneto, sappiamo che sono 17 quelle riconosciute attualmente, che si siano dotate di una soggettività giuridica propria o di un soggetto attuatore con una soggettività giuridica. In questo senso queste destinazioni potranno partecipare proprio a questo bando per l'evoluzione delle destinazioni del Veneto in Smart Tourist Destination, secondo i principi della direzione GROW della Commissione europea. Quindi
un approccio multidimensionale orientato al management della destinazione, dove è centrale una buona governance, una visione strategica condivisa, delle infrastrutture tecnologiche adeguate, un ecosistema di business al passo con i tempi e una logica data-driven, cioè destinazioni che si siano organizzate per fare scelte basate sull'evidenza di dati, non più quelli tradizionali o non solo quelli tradizionali di arrivi e presenze, ma quelli legati alle performance delle imprese, legate alla reputazione online delle destinazioni e anche diciamo, territori e destinazioni che abbiano sviluppato sempre più competenze, abbiano investito sul capitale umano, non solo in termini imprenditoriali, ma anche nella gestione delle destinazioni. È chiaro che non lasceremo da sole le destinazioni ad affrontare una sfida così importante, tant'è che in vista del bando faremo con le organizzazioni di destinazione una serie di giornate di accompagnamento per capire cosa significa Smart Tourist Destination in una destinazione urbana o in una destinazione balneare o termale o del lago o della montagna o della parte rurale del nostro territorio veneto. Ecco, io con questo primo giro mi fermerei qui e poi siamo a disposizione in coda per eventuali domande. Grazie. Grazie Stefano, grazie moltissimo. Mi soffermerei, prima di passare la parola al dottor Italo Candoni, mi soffermerei soltanto un attimo sulla tua slide finale, che se ho capito bene sarà, no, oggetto del bando in uscita, su cui la Regione Veneto appunto intenderà investire e soprattutto allenare, no, le OGT, le destinazioni, no, e le organizzazioni di destinazioni per come dire, utilizzare al meglio, in maniera più performativa possibile, le risorse che saranno messe a disposizione. Stavo pensando, mentre tu appunto illustravi quella slide dell'approccio multidimensionale, insomma, comunque no? delle necessità di tenere insieme strategie, tecnologie, flussi, governance. E sto pensando che in realtà la tecnologia, come sempre, ci sta venendo in aiuto per una serie di applicazioni che sono anche interessanti, che magari saranno oggetto di questa prossima programmazione che farete, che sosterrete. Sto pensando a blockchain, ad esempio, e alle opportunità che le reti distribuite permettono, anche nei sistemi di governance, oltre che nei sistemi, diciamo così, di scambio di dati o di asset o di appunto valori digitali. Quindi sto pensando che è veramente un ambito molto interessante e credo che appunto sarà particolarmente rilevante questa programmazione che andate a fare, proprio perché si innesta in un momento, no, di prime applicazioni di alcune tecnologie che stanno modificando. Cito una cosa che sto seguendo un progetto di startup molto interessante sul travel, che fra i diversi progetti che sto seguendo in questi mesi, soprattutto anche grazie all'attività Enargo, che è un acceleratore che sta a Venezia. Sto seguendo, tra le altre iniziative, un'iniziativa molto interessante che applica l'intelligenza artificiale con l'ambizione e l'obiettivo, no, di lavorare le informazioni in funzione dei rispettivi target a cui vanno rivolte. Ora siamo tutti lì che abbiamo capito che cos'è ChatGPT più o meno, però sarà molto interessante vedere appunto questi sviluppi verticali, queste applicazioni che stanno per uscire e che usciranno nei prossimi mesi, e credo che non soltanto blockchain, ma anche l'intelligenza artificiale e i suoi campi di applicazione entreranno in maniera abbastanza rilevante, no? Nell'esperienza di viaggio. Tra l'altro ci sarà un importante evento in autunno che se ne occuperà, quindi sarà bello appunto occuparsene. Bene, grazie Stefano. Italo, eccoci, ciao, buon pomeriggio, come stai? Ciao, tutto bene? Bene. Un saluto Ti lascio la parola. Grazie, un saluto anche
da parte mia chi ci sta ascoltando e ecco, la premessa è che i bandi di cui ci ha parlato poco fa Stefan sono una piccola parte delle risorse sovvenzionali acquisibili per investimenti nel turismo nel periodo, diciamo così, 2021-2029. Accanto a queste ve ne sono altre che adesso rapidamente vi illustrerò, per l'appunto nell'ambito della sovvenzione, quindi del fondo perduto. A queste si sommano quelle che invece sono relative non alle sovvenzioni ma alla parte di finanziamento sia agevolato sia tradizionale, che è l'ambito di competenza poi della banca e quindi di Simona. Va peraltro detto che queste risorse hanno avuto post-Covid, più o meno tutte, soprattutto quelle dei fondi di coesione, anche un importante aumento nel proprio stanziamento. Più o meno tutte le regioni, per quanto riguarda i fondi indiretti, ad esempio, hanno visto quasi il raddoppio. Pensiamo che il FESR Veneto nel periodo 2014-2020, come Stefan sa bene, era complessivamente di 624 milioni. La gestione invece FESR complessivo nel periodo di programmazione 21-27 è circa 1 miliardo e 100, quindi come vedete è un aumento significativo. Infine chiudo la premessa dicendo che poi il turismo, essendo e avendo una natura trasversale, si presta anche a, come dire, le imprese del turismo si prestano anche molto a fare investimenti che toccano non solo i finanziamenti diretti specificamente al turismo, ma altri, anche quelli relativamente all'efficientamento energetico, altri ancora. E proprio per questo, avanti con la slide, proprio per questo è importante capire e comprendere che in realtà l'accesso a queste sovvenzioni non è automatico e c'è un po' anche rispetto a quanto ci dicono i media spesso la sensazione che questi da parte delle imprese siano fondi in qualche modo a pioggia per tutti, ci sia una forma di automatismo. E in realtà no, c'è un accesso al bando e per fare questo c'è la necessità che le imprese fin da subito comprendano che vi sono delle chiavi di accesso e quindi che vi è un percorso. Questo percorso va dall'idea alla sua trasformazione in progetto, la ricerca, come vedete lì, delle fonti di sovvenzione, il bando e l'affrontare questo bando, l'oltrebando e poi la realizzazione del processo. Andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda il progetto, la cosa che mi sento di dire fin da subito a tutti è che dobbiamo lasciare un po' la logica secondo cui tutto è sottoponibile a bando, cioè la logica per cui qualsiasi idea di investimento che l'impresa turistica ha è perciò solo innovativa e accessibile. In realtà questa parte dell'innovazione è una parte molto importante della progettualità turistica e per innovazione si deve intendere chiaramente il concetto dell'incrementalità, non del nuovo in assoluto, ma almeno dell'incrementalità. Cioè abbandoniamo la logica che sostituire o costruire una nuova piscina sia un fattore di innovatività. Dobbiamo concentrarci su quella che è per davvero l'innovazione e su questa, quindi su questa incrementalità, attribuire anche un significato. E guardate che qui, per quello che ci siamo detti poc'anzi e per quello che ha illustrato Stefan, molti sono gli investimenti che si prestano a questa incrementalità nel turismo, su temi anche tutto sommato abbastanza nuovi, dall'efficientamento energetico agli interventi sul ciclo dell'acqua, agli interventi sul ciclo dei rifiuti, ma anche e soprattutto al grande tema della valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale, storico, di cui un po' tutti per fortuna almeno in Veneto disponiamo. Sulla stesura, a questo punto, quindi una volta che l'impresa ha una idea di investimento che abbia il requisito della incrementalità e dell'innovazione, il primo atto da compiere è quello di come dire, stendere alcuni elementi di attenzione.
che sono la tipologia delle spese che si vanno ad affrontare, quindi proprio mentalmente redigere una sorta di documento Excel in cui si attribuiscono soprattutto attenzione a questi passaggi. La tipologia delle spese, vi dicevo, i tempi di realizzazione, le premialità che si possono mettere a disposizione, perché adesso vedremo, le collaborazioni possibili in una logica che questo costituisca il nostro, diciamo così, orizzonte operativo. Andiamo avanti e a questo punto, e solo a questo punto, l'impresa può ricercare le fonti a cui attingere. Queste fonti sono sostanzialmente 6, sempre sovvenzionali, e sono il PNRR, parte sovvenzionale evidentemente dedicata al turismo, i fondi comunitari, quelli di cui stiamo parlando principalmente adesso, che sono, come sapete, diretti e indiretti. I diretti sono quelli delle programmazioni che hanno nomi quali LIFE, COSME, Alpine Space. Anche qui vi ritorno a dire il fatto che il turismo, per la sua trasversalità, è molto vocato a questo tipo di bandi e di programmazione, di call for proposal. Quelli indiretti e di quelli di cui ci ha parlato Stefano poco fa. Poi c'è la parte di incentivi e sostegni che sono a carattere nazionale. Poi ci sono in parte i fondi BEI che sono molto spesso agevolati, ma ovviamente muovono anche iniziative con le singole regioni che hanno una parte sovvenzionale, e infine la parte relativa al crowdfunding, con cui il turismo non ha molta dimestichezza, e quindi la raccolta pubblica di fondi, e che invece meriterebbe un migliore approfondimento. Tutte queste risorse che io in fretta e furia vi ho citato prevedono dei micrositi dedicati o dei siti dedicati che generalmente sono fatti per davvero molto bene. Poi Simona ce lo dirà, Unicredit in particolare ha anche sviluppato una piattaforma che avvicina le imprese a tutte queste possibilità di bandi favorevoli ai propri investimenti. E quindi il tema non è tanto quali fonti andare a contattare, ma come selezionarle e perché. E quindi i parametri che ci devono guidare nel verificare per la nostra idea di investimento sul turismo quale bando accedere. E i parametri che ci guidano fanno riferimento a quel documento Excel che vi dicevo. Quindi cosa noi dobbiamo selezionare di questi bandi che andiamo a cercare? I tempi che sono previsti, la tipologia delle spese per vedere che cosa queste prevedono, la cumulabilità, cioè se è ammessa la cumulabilità o meno, gli aiuti di Stato, ce l'ha descritto prima Stefano, quindi se sono in aiuti di Stato o meno, le premialità, cioè sono tutte quelle parti che, come dire, fanno sì che si scelga uno strumento e quindi un bando piuttosto che un altro, tenendo sempre conto, e questo deve diventare una sorta di mantra, che come dire, il piano di lavoro deve essere orientato sul 100% del nostro investimento. Quindi qui stiamo soprattutto parlando della parte sovvenzionale in percentuale a fondo perduto, che può essere mediamente del 50%. In alcuni dei bandi che ha presentato Stefano arriviamo addirittura al 70%, ma ricordiamo che mediamente la percentuale è del 50%, il che significa che c'è un altro 50% che in qualche modo non è assistito da bando e sui quali bisognerà evidentemente accedere tramite finanziamento. Il bando, come sapete, è un avviso pubblico, bando o call for proposal che sia, che contiene le modalità di accesso, ha una struttura definita, diciamo così, per prassi, quindi con fonti, con oggetto, con disposizioni e precetti, e ha soprattutto un responsabile di procedimento. Le componenti essenziali di un bando le vedete lì, quindi finalità, definizione, interventi finanziabili. Io vorrei togliere alle imprese in ascolto e ai soggetti che ci ascoltano un facile alibi
e cioè il fatto che il bando sia una cosa per pochissimi, la lettura del bando sia una cosa per specialisti, sia un linguaggio incapibile, incomprensibile, e pertanto non sia, o meglio, il ruolo dell'imprenditore sia incompatibile quasi con la lettura del bando. Ecco, io vi invito invece a utilizzare un'ora del vostro tempo e andare a leggere un bando. Vi accorgerete che certo una parte è in cosiddetto burocratese, no Stefano? Ma vi accorgereste anche che un'altra parte invece è realmente semplice, e fareste anche un'altra piccola scoperta, e cioè il fatto che ogni bando ha un proprio linguaggio. Ogni bando che fa riferimento a quelle categorie e tipologie di finanziamento che vi dicevo ha un proprio linguaggio che è diverso da un altro. Allora il segreto della stesura e quindi della narrazione del nostro progetto sta nel fatto di rovesciare la prospettiva e quindi utilizzare lo stesso linguaggio in qualche modo presente nel bando. Sembra una sciocchezza e invece guardate che non lo è. E andiamo avanti. A questo punto che cosa ho naturalmente nel bando molto importante, anche perché le risorse sono aumentate ma non sono infinite, per cui è importantissimo il punteggio che il bando riesce ad ottenere in sede di valutazione, per cui considerate attentamente, al di là dell'innovazione, dell'incrementalità della vostra idea, i punti di premialità. Quindi sarà fondamentale operare bene, nel senso di collaborazione con università, centri di ricerca, sostenibilità, efficientamento energetico. Tutti i motivi di premialità che ogni bando esprime vanno raccolti e vanno soprattutto in qualche modo concretizzati nel nostro progetto. Come può finire? Può finire con il fatto che la nostra idea e la nostra richiesta è ammessa e finanziata, è ammessa e non finanziata semplicemente per la ragione che le risorse sono terminate, oppure non è ammessa. Che cosa fare? Nel primo caso, ammesso e finanziato, la cosa che vi consiglio e straconsiglio è chiedere un anticipo su fideiussione, naturalmente se il bando lo consente. E l'altra cosa che vi consiglio, anche qui incapibile, lo fanno in pochissimi, comunicate il fatto di essere stati ammessi per una vostra idea. Non è impossibile, fa parte di quelle narrazioni di qualità che uno è portato, per motivi, ripeto, inspiegabili, a tacere. Cosa accade se è ammesso e non finanziato? Beh, qui l'unica cosa, ahimè, da fare, come Stefan sa bene, è rivolgersi a associazioni o gruppi di rappresentanza i quali intercettino la politica per richiedere ad essa un'ulteriore risorse per scorrere la graduatoria. Altro purtroppo non c'è da fare. E invece cosa c'è da fare in caso non sia ammesso? E qui la prima cosa da fare è comprendere perché. Anche questo è una cosa che incomprensibilmente spesso sfugge. Cioè si tende sempre a protestare, a dire no, sicuramente l'hanno letto male, a ricorrere fin troppo facilmente. Io dico invece a tutti, esiste una responsabilità un responsabile del procedimento, esiste una motivazione, comprendete bene perché il progetto non è passato. Questo vi serve per capire come poterlo modificare per partecipare magari ad altro con lo stesso progetto, oppure vi consente di capire se in effetti c'è stata una valutazione nel ricorso, un errore nella valutazione e quindi si ricorre. Avanti ancora con l'ultima slide, che è il fatto di comprendere come aver realizzato un progetto tramite l'utilizzo di fondi sovvenzionali è importante sia per la comunicazione che questo comporta tra clienti e stakeholders, sia per eventi di presentazione che questo può portare con sé, e anche su una parte di valorizzazione del percorso fatto e che non va di certo buttato. A questo punto si apre il tema che avevo anticipato e che mi serve anche per poi l'assist da fornire a chi mi seguirà, che è poi attenzione che
ciò che va fatto è capire come sostenere la parte mancante del valore del nostro investimento, ricorrendo il meno possibile alle tasche proprie, immediatamente almeno. Chiudo con un'ultimissima, Stefano, considerazione proprio al volo. Quello che mi sento di dirvi per l'esperienza che in questi anni ho accumulato seguendo un po' questi processi delle imprese è preparatevi per tempo, sapendo che è il bando in funzione del progetto e non il progetto in funzione del bando. Cioè, quindi non fatevi trovare all'ultimo momento e non progettate semplicemente perché è uscito un bando. Progettate perché effettivamente questo progetto di investimento ha per voi un significato e utilizzate il bando per perseguire in quota parte un investimento che magari sarebbe troppo oneroso per affrontarlo tutto di tasca propria. Guardate, siamo di fronte a un periodo sotto il profilo delle risorse davvero irripetibile. Cioè da qui al 2029 quei 6 portafogli sovvenzionali che io vi ho accennato avranno risorse che non si sono mai viste nei 10 anni precedenti. Cerchiamo di sfruttarli al meglio preparandoci per tempo. Grazie. Grazie Italo. Segnalo, firmo e controfirmo e tutto quello che hai detto, in particolare hai proprio ragione, è proprio vero, insomma, è assolutamente è completamente insensato progettare in funzione, ma è molto importante farlo non in funzione del bando, ma è molto importante invece progettare in funzione dei risultati. Questo è l'unico criterio di progettazione, secondo me, che vale la pena sul quale vale la pena di cimentarsi, e semmai mettendoci dentro così, no, dell'ambizione, della passione, del desiderio, no, di conquistare così nuovi spazi, nuovi ambiti, nuovi mercati, nuovi traguardi, ma insomma questo è un po' quello che deve, no, motivare. E poi sono d'accordo con te, ormai la strumentazione, i bandi sono fatti in un linguaggio e con dei criteri tutto sommato, dai, questo burocratismo un po' ce lo siamo un po' tolti da dosso, cioè sì, va bene, d'accordo, ci sono alcuni elementi, però insomma ormai siamo arrivati ad un livello di evoluzione per cui penso che non voglio dire che è una passeggiata, ma che è un'attività che può essere fatta, con un certo protagonismo anche da parte del proponente, ecco, dell'imprenditore, non soltanto dei consulenti o degli stakeholder, delle associazioni o di tutte le organizzazioni che favoriscono giustamente anche bene questo sistema. Bene, grazie. Buonasera, dottoressa Livadese, piacere di nuovo di incontrarla. Ciao Stefano, ciao Simona, anche a te, ben ritrovata. Lascio a te a questo punto la parola dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio di Unicredit. E tu sei per Unicredit la referente, no? In ambito turistico, ti occupi da qualche tempo, hai dato questo tempo di svolgere questo tipo di attività, e quindi il tuo è un osservatorio privilegiato, e lascio a te la parola. Prego. Grazie Stefano, un saluto a tutti, a chi ci ascolta, ringrazio per l'invito. Questo per noi è il terzo anno che siamo partner di questo importante format. In questi anni Unicredit è impegnata nel migliorare quelli che sono diciamo, i processi, i sistemi, innovare quelli che sono i sistemi, i processi per offrire poi alla clientela delle soluzioni che siano adeguate a quelle che sono le esigenze anche e le sfide che derivanti da una realtà che è in rapido cambiamento. Quello che è, diciamo, l'approccio sostenibile, innovativo e digitale è un po' nel DNA del gruppo, e sappiamo anche che per le imprese la digitalizzazione è fondamentale nell'ottimizzare i costi e i tempi di produzione, e quindi anche di avere poi un impatto
impatto, no, ambientale ridotto. È importante quindi, la banca è impegnata nell'accelerare questi processi di trasformazione digitale, e questo avviene anche grazie alle risorse messe a disposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo facciamo anche attraverso iniziative, perché abbiamo siglato ad esempio una partnership con Microsoft proprio per accelerare questo processo di trasformazione digitale e sostenibile delle imprese attraverso 2 iniziative, Together for Energy proprio per rendere le imprese più efficienti dal punto di vista energetico, e Together for Digital per, come abbiamo detto, avviare e accelerare la trasformazione digitale dei modelli di business delle aziende. Per quanto riguarda il turismo, entriamo nel vivo, nell'ambito che mi compete, anche sotto questo aspetto, anche per il settore turismo, la banca da diversi anni è impegnata nello stimolare il dialogo tra attori di filiere differenti, e questo si coniuga perfettamente anche con le impostazioni che abbiamo visto tramite da Stefano, illustrate da Stefano e da Italo, quello che in qualche modo sono premiate, no? Le aggregazioni sui territori per aumentarne la competitività, no? Delle destinazioni. Quindi noi abbiamo capito che era in atto un cambiamento del mondo del viaggio, no? del turismo, quindi dove il turista sempre di più manifestava la necessità di esplorare, di scoprire, no? Quindi l'esplorare un territorio che è intimamente connessa con il concetto stesso del viaggio, conoscere quel territorio, conoscerne il sistema valoriale, le comunità, gli abitanti, il fattore umano, le tradizioni. Tutto questo è necessario per generare valore al mondo del viaggio, quindi generare valore per il turista, ma nel contempo generare valore per la stessa comunità e soprattutto per i residenti. Quindi una destinazione diventa competitiva a livello turistico se mette a valore tutti quelli che sono gli asset di quel territorio. Quindi questo è il nostro impegno nel favorire questo sistema, perché è importante avviare un dialogo tra attori differenti, acquisire nuovi modelli di business, attuare una comunicazione che sia in grado di comunicare un preciso marchio territoriale e renderlo riconoscibile anche a livello internazionale. Proprio per questo abbiamo lanciato nel 2019 l'iniziativa Made for Italy, un'iniziativa proprio per favorire un sistema integrato tra il turismo e l'agroalimentare per la valorizzazione dei territori e delle risorse locali, ma anche di quello che è il turismo enogastronomico, culturale, musicale, come diceva prima Stefano, letterario e quant'altro. Abbiamo nel primo triennio stanziato 5 miliardi di nuova finanza proprio per in qualche modo supportare e avviare questo dialogo tra attori di filiere differenti. Abbiamo messo a disposizione dei progetti che abbiamo selezionato, ne abbiamo selezionati ad oggi, perché poi c'è stata una nuova edizione di Made for Italy lanciata nel giugno scorso, quindi stanziando altri 5 miliardi, e dicevo abbiamo intercettato 16 progetti, quindi 16 aggregazioni di imprese dal pubblico e privato che hanno anime e cluster differenti, dal turismo enogastronomico al cicloturismo, al turismo industriale, al turismo culturale, al turismo inclusivo e sociale, al turismo accessibile, quelle che poi sono le leve su cui si fondano anche poi le politiche, no, di coesione che abbiamo visto prima. Abbiamo rilanciato Made for Italy, come dicevo, concentrandoci anche su aspetti che sono qui trattati come la transizione digitale, la transizione verde e il sostegno, anche il supporto al PNRR. Noi come banca abbiamo voluto anche assumere un ruolo centrale di riferimento e di ascolto per le imprese nel contesto dell'accesso ai fondi europei, attraverso la costituzione, la creazione di una task force, attraverso il lancio di iniziative dedicate, quindi soluzioni proprio finanziarie consulenziali proprio per supportare le imprese, e abbiamo anche cercato di ascoltare le imprese. Abbiamo un osservatorio che interroga costantemente circa 7.000-10.000 imprese, clienti ovviamente, e anche il mercato. Abbiamo
da queste rilevazioni è emerso come effettivamente le imprese riscontrano delle difficoltà, no, nell'accedere ai bandi. Ci riconoscono però lo sforzo e ci riconoscono anche come punto di riferimento per poter appunto semplificare il loro accesso, e proprio in ottica di supportare questa criticità, no, nella poter usufruire di questa opportunità che offre il PNRR, ma non solo, ma anche quelli che sono i bandi di natura nazionale, locale e europea, abbiamo siglato una partnership con Pricewaterhouse, di cui parlava prima Italo, realizzando una piattaforma bandi e incentivi, una piattaforma innovativa e digitale che consente alle nostre imprese clienti di poter intercettare in base alla caratteristica specifica dell'azienda, quindi l'azienda cliente può accedere attraverso diciamo, le credenziali che vengono date direttamente dai nostri colleghi, accedere a una piattaforma che sulla base di un algoritmo predittivo, quindi in base alla caratteristica, all'ateco specifico dell'azienda, intercettare tutti i bandi presenti che possono essere, diciamo, accessibili sulla tipicità dell'azienda. Quindi abbiamo detto non solo di rilevazione del PNRR, ma anche locali, nazionali e europee. Hai la possibilità come impresa di accedere, avere tutte una panoramica su tutte quelle che sono le opportunità attraverso delle schede descrittive costantemente aggiornate dai professionisti di PwC, e la possibilità anche di accedere a servizi consulenziali offerti direttamente a PwC su base volontaria, naturalmente a costi accessibili. Quindi tutta la tematica legata all'analisi di compatibilità, all'adesione, che ha anche una complessità, come si diceva prima, intercettarli, comprenderli, accedere in tempi rapidi, perché tipicamente hanno una sorta di call e quindi è necessario, e sono poi i beneficiari vengono individuati su base cronologica, per cui tutto questo viene dato alla possibilità, grazie appunto ai professionisti di PwC, di poter veramente accedere a questi bandi. Stefano, tu hai intenzione, vorresti aggiungere solo qualche ulteriore informazione, ripeto. I bandi attualmente aperti, che sono in scadenza, diciamo, tra fine giugno e fine luglio, sono solo, appunto, lo sottolineo ancora una volta, una prima edizione delle misure delle politiche di coesione, che avranno una seconda edizione per le imprese a fine anno, quindi diciamo, chi non fosse pronto per questa prima tornata sa che può contare su almeno l'opportunità di fine anno per una nuova edizione dei bandi, che poi avrà comunque una ripresa ciclica quasi annuale da qui alla fine della programmazione. L'altro elemento che sottolineo è che invece il bando per le destinazioni, quello per le Smart Tourist Destination, sarà in 2 edizioni, una prima edizione a gennaio-febbraio 2024, con una dotazione di 2 milioni di euro per le destinazioni che saranno già pronte in quella circostanza, e poi una seconda edizione di 3 milioni di euro nel 2025. Ecco, quindi da questo punto di vista, ecco, chi non fosse anche in questo caso già pronto ad affrontare questa prima edizione sa che può contare su altre opportunità. Bene, c'è una domanda, penso per te Stefano, perché chiede, questa persona, vorrei capire se la formazione ha un ruolo all'interno di questi bandi per innovazione e come può essere valorizzata. Quindi una domanda sulla formazione. Stefano, rispondi tu? Sì? Sì, volentieri. In realtà non direttamente questi bandi della Direzione Turismo e del PESR, ma come sapete per la formazione interviene soprattutto l'altro fondo, il Fondo Sociale Europeo, e c'è una misura che abbiamo studiato con i colleghi della Direzione Formazione e Lavoro, che prevede un'interazione tra aspetti di innovazione che noi stessi decliniamo nei nostri bandi e un aspetto di formazione propedeutica spesso aggregata per le imprese che vogliono intercettare quelle misure. Quindi le misure della FSE
sono un mix tra formazione e, diciamo, progettualità, mentre le nostre sono, diciamo, iniziative mirate direttamente alle imprese o alle destinazioni, però alle spalle hanno dei percorsi di avvicinamento o di accompagnamento che noi stessi contribuiamo ad affiancare. Ad esempio, con le reti di impresa e con le aggregazioni già beneficiarie della prima edizione faremo un confronto il 5 di giugno in Avepa, ma sarà un confronto dedicato, mentre per le prossime edizioni faremo dei percorsi di avvicinamento per supportare le imprese a intercettare le misure.